Violenza tra giovanissime a favore di telecamera e social. Sembra sia stato questo il motivo della violenza e del bullismo di una quattordicenne su una tredicenne sabato pomeriggio in Prato della Valle. Quando c'è da litigare è diventata abitudine filmare e postare sui social la lite, un fenomeno a quanto pare sempre più diffuso tra i giovanissimi. Social a parte, non tutti gli adolescenti conoscono le conseguenze di una denuncia a loro carico per lesioni. Quella di sabato ha riguardato la quattordicenne e due quindicenni ed è finita alla procura del Tribunale dei minori di Venezia che ha aperto un fascicolo. Nelle scorse ore i carabinieri hanno incontrato la preside della scuola media frequentata da entrambe le giovanissime. Poiché vengono svolti da parte di personale altamente specializzato nelle scuole durante l'anno scolastico degli incontri sull'educazione alla legalità, dove si trattano temi in riferimento all'uso consapevole dei social, al bullismo, al cyberbullismo, alle violenze in genere e ai crimini di odio, per rendere i nostri ragazzi più consapevoli. I militari spiegano inoltre ai ragazzi che dai 14 anni in poi sono di fatto imputabili e responsabili penalmente delle loro azioni violente. Intanto ancora non si sa se la quattordicenne verrà sospesa. Queste poi sono decisioni che prendono le singole scuole, cioè, si cercherà di trovare il provvedimento più opportuno, soprattutto rieducativo, educativo, in funzione anche preventiva, diciamo.